Come cazzo si fa? No, stavo pensando ciò che ho ascoltato la radio in questi giorni. Intanto buonasera a tutti. Hola amigos. Salve wagyu. Bentornati con un nuovo video. Penso che erano 2 anni che non facevano video. Infatti sceso un paio di settimane, però comunque vediamo un po' di essere un po' più presente, però c'ha da stu gene, c'ha da sta pure la voglia di sfogo. E mo ce n'ho tanta, ce n'ho tanta. Stasera tratteremo tre argomenti. Allora, stavo ascoltando la radio che fa effetto vedere Sarri alla Juve e Conte all'Inter. Fa effetto. No, per me non fa effetto, per me fa schifo. Per me fa schifo. Vi dovete vergognare. Ci avete rotto il cazzo, ce l'avete rotto, siete come i politici, così siete, parlate, vi fate amare, fate sì che il popolo vi acclama, vi adori, vi protegga, vi porti così in alto fino alle stelle e poi dei ripiccioli, Dio denaro che è il più potente sulla terra, vero? Non nell'universo, sulla terra Dio denaro è il più potente. Facete sti figure in merda, ma non avete vergogna? Voi uomini dello sport cambiate da un ideale a un altro, da come posso dire, da un colore a un altro. Se proprio vogliamo andare sullo specifico. No, non sono incazzato, io sto incazzato, sto incazzato. Andiamo in ordine. Andiamo in ordine. Conte all'Inter. Allora, a me, sinceramente, da napoletano, non me ne frega un fico secco. Però, dopo tutto quello che c'è stato, l'amor che nulla amato, amor perdona. Da una parte c'è il popolo bianco-nero, nero-azzurro che non lo vuole, dall'altra parte c'è il popolo bianco-nero un po' deluso. E posso capirlo perché, come a noi Sarri va alla Juve, ci sta questa delusione, questa amarezza. D'altra parte ci sta, come me, che ripeto, sono napoletano indifferente, ci sta una parte che pensa sull'aspetto tecnico e pensa, vabbè, ma in fondo Conte è un ottimo allenatore. Ci pigliamo, qual è il problema? Cioè, sto parlando per gli interisti che non sono delusi. Allora, io penso che scusate, io penso che Conte all'Inter fa una bella stagione. Io credo che è quello che mancava all'Inter. Perché? Perché l'anno scorso c'era Spalletti che comunque è un buon allenatore, ma ci mancava proprio. L'Inter aveva bisogno di carisma, di qualcuno con carisma, con carattere, qualcuno che ai giocatori li sprema, li strizzola, dice, ehi, ma che capite? Ti faccio a casa, non ti faccio cattura, cioè, capite? Non so se mi è chiaro. Fa uscire il meglio sia sull'aspetto psicofisico dei giocatori. Quindi Conte è quello che mancava all'Inter. Io penso che l'Inter farà una bella stagione. Una bella stagione. È il punto di forza che avrà l'Inter quest'anno, il prossimo campionato. Per quanto riguarda l'altro argomento che io volevo affrontare su James Rodriguez, che molto probabilmente arriverà all'ombra del Vesuvio dopo le parole del presidente. Dopo aver espresso queste parole ci ha fatto capire che comunque è un desiderio di Carlo Ancelotti avere il colombiano a Napoli. Spero che sia un inizio di un nuovo cammino glorioso, vittorioso, perché c'è una verità.
ci manca sempre qualcuno che la butti dentro. Troppi sprechi, troppi. Eh, Quando riguarda la difesa, c'è Albiol che praticamente ha fatto capire che se ne va probabilmente al Villarreal, e questo ci fa capire che comunque Napoli si deve muovere anche sul reparto difensivo. Si parla di Manolas, della Roma, che comunque la Roma deve fare cassa, e quindi probabilmente con qualche scambio anche di giocatori e differenza in denaro, forse si potrà anche fare questo affare qua. E per me già James Rodriguez, Manolas in difesa, affiancata a un Koulibaly che comunque, ripeto, ho i miei timori, perché senza Albiol Koulibaly avevo frato cugini Mario Rui, non sapeva Rai, quando l'anno scorso è venuto a mancare qualche volta Koulibaly. Però io spero che abbia trovato la maturità giusta per comandare in difesa, dettare i tempi e dare quella sicurezza. Ragazzi, Koulibaly per me è già un successo se non se ne va neanche quest'anno, quindi siamo contenti di questo. Stessa cosa per Allan, che comunque sempre di più sta diventando anche una pedina importante per il centrocampo brasiliano. E niente, ragazzi, io spero che comunque queste due trattative vanno in porto, che già ci sono le basi, Manolas affiancato a Koulibaly e James Rodriguez in un attacco con chi già c'è. Io penso che ci toglieremo belle soddisfazioni, perché comunque è un ex alunno di Ancelotti e quindi giocatore di Ancelotti, e quindi comunque lo conosce bene, lo vuole fortemente, perché evidentemente sa le doti di questo calciatore, anche se ultimamente sta un po'. La fase diciamo più alta è stata quella dei mondiali 2014, che con la Colombia fece faville. Voltiamo pagina, parliamo dell'argomento che più mi fa sagli scendere, come i puparola, sagli scendere, mi fa salire e scendere quello che mi sono mangiato, ossia Sarri alla Juve. Che inculata pazzesca, che delusione, che sorpresa, perché io penso sia tra i napoletani che tra i juventini è stata una sorpresa. Sarri che verrà presentato domani in conferenza stampa, il nostro ex comandante, umile banchiere. Ma guarda, mandami e te sciopero. Ma io vorrei parlare con Sarri. Ma io ti voglio vedere l'anno prossimo, cioè la prossima stagione. Ti voglio vedere come ti comporterai, quando la Juve avrà quei favoritismi arbitrali, quando ci saranno quei cori razzisti, quando ci saranno quei cori discriminatori territoriali contro i napoletani. Voglio vedere come ti comporterai. Mi sono curioso più di vedere questo aspetto qua di Sarri nella Juve, che vedere Sarri che giocherà nella Juve, come giocherà la Juve di Sarri, che me ne frega un po' di meno, sinceramente. Se vogliamo parlare del tasso tecnico, la Juve già sta messa bene, quindi comunque tanto di cappello, farà una grande stagione. Non dico vincerà il triplete, però comunque già sappiamo che comunque si comporterà come si è sempre comportata una squadra che vuole vincere tutto. Avrà le giuste pedine per farlo, come ha sempre avuto, e in più quest'anno a Postechill, mamma mia, Allegri, mamma mia, ragazzi, io parlo ai Juventini, mamma mia, io da napoletano non potevo avere Allegri, mamma mia. Ma che lei mente? Ma se la Juve ha vinto Allegri, che Sarri vince a occhi chiusi, mamma mia. La Juve aveva come punti forti le pedine, i giocatori, la forza ha risolto a ruota parecchi volte praticamente le castagne dal fuoco grazie a Cristiano Ronaldo, perché se mi parla dell'aspetto collettivo, tattico. Una partita mi ricordo ben buona della Juve è stata quella contro l'Atletico Madrid in Champions League. Là ha fatto una grande partita, ma poi se l'ha sempre cavata, e ripeto, ha tolto le castagne dal fuoco prima che si bruciavano, le castagne,
grazie alla bravura dei singoli giocatori. Io penso che comunque sarà dura, l'anno prossimo sarà dura. Per chiudere ci sarà una bella sfida tra Conte, Sarri e Ancelotti. Una bella finalmente questo campionato italiano che ritorna ai alti livelli, perché gli attori principali in Europa stanno venendo in Italia per rappresentare un bel campionato. Io non lo vedo, però io sono curioso di vedere a Sarri come sono morto. Ma poi dico io, a te, sempre a te, Sarri. Ma che gloria avrai vincendo uno scudetto con la Juve? Ma non è mille volte meglio a vincere un secondo posto col Napoli, come è stato l'anno scorso, scippato, il primo scippato nelle ultime giornate. Cioè, non è meglio. Ma che gloria hai tu? Puoi vincere facile. La Juve, voglio pure capire, ha cercato. Dopo, sì, il gesto del dito, conquistano il palazzo. Se le conquistate belle proprio palazzo. Come cazzo le conquistate? Se ci si aiuta ci sei andato a fare parte. Vabbè, comunque ragazzi, io, a parte la delusione, ma già si sapeva già da qualche settimana, quindi già avevo smaltito. Sai, io ne scendevano i puparolo, ma già, sinceramente, i puparolo no, no giallo-rossi, i puparolo bianco-nero, ma sai, già mi sono abituato, quindi comunque, alla fine... Importante che, ragazzi, il nostro campionato diventi sempre più bello, equilibrato e spettacolare, perché l'anno scorso è stata proprio una palla. Ripeto, ricapitolando, Conte all'Inter secondo me è stato un punto di forza per i nerazzurri, poi si stanno prendendo forse anche a Barella e sarà dura, sarà dura. Quanto riguarda James Rodriguez a Napoli e Manolas, magari ci divertiremo. E Sarri alla Juve a me è stata una delusione, ma ormai sei della Juve, da sacci proprio più. Però cazzo, non ti permettere più di fare delle dichiarazioni. Dedico la Coppa UEFA, l'Europa League ai napoletani, e i napoletani qua e i napoletani lì, io sono napoletano. No, tu non sei nessuno, tu sei una chiave, perché se tu eri napoletano non saresti mai approdato alla Juve, mai. È impossibile, per tutto l'oro del mondo, che poi non ti mancava, perché i soldi ci teneva. E ancora una volta mi viene da dire, aveva ragione De Laurentiis. Ragazzi, ricordatevi queste parole, aveva ragione De Laurentiis. Dopo Mazzara, Cavani, che c'è stato? C'è stato qualche battibecco con Benitez, poi c'è stato Higuain e Mosarri. E noi ce la prendiamo sempre con il presidente, le fai fuggire, le fai andare, non le volete rinnovare contratto. Sono loro che utilizzano solo la gloria partenopea per salire in alto e poi fanno il figure e merda roba. Perché Mazzara è stata tutta una decadenza dopo che se ne aiutò Napoli. Stessa cosa pure Higuain, perché è andato, ha vinto sì con il Chelsea, ha vinto con la Juve, ma sono due squadre che avrebbero vinto anche senza di loro. Benitez pure non è che si è sentito più. Cavani non è stata più prima donna alla fine, sì, ha fatto gol, ha vinto campionati in Champions League, ha fatto cacà. Ha vinto il campionato francese, ma il campionato francese lo vincerebbe anche il Napoli, pure l'Atalanta e il Chievo lo vincesse. E ma prima sai che fine fa? Là ti voglio vedere. Vediamo domani cosa dirà nelle interviste, nella stampa. Sempre Forza Napoli, iscrivetevi al canale, lasciate un like se vi è piaciuto questo video, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!